Giallo ad Ottaviano, donna muore ustionata in casa. Lucia Iervolino aveva 31 anni ed era mamma di una bimba piccola. Carabinieri allertati dal marito ascoltato a lungo in caserma. Proseguono le indagini sulla morte di Lucia Iervolino. La 31enne è rimasta ustionata mentre si trovava nella sua casa di Ottaviano. Ancora molti gli aspetti da chiarire per gli investigatori, i carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore di Nola, Aurelia Caporale. Ieri il marito della donna è stato ascoltato a lungo in caserma, mentre nell'appartamento sono stati effettuati i rilievi. Al momento si indaga a tutto campo, senza escludere le ipotesi di un gesto volontario o di un incidente domestico. La donna sarebbe rimasta ustionata mentre era in bagno. A chiamare i soccorsi è stato il marito. Vana, purtroppo, la corsa dell'ambulanza verso il reparto grandi ustionati del Cardarelli di Napoli. Troppo gravi ed estese le ustioni di terzo grado provocate da un liquido. Lucia Iervolino è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Era mamma di una bimba piccola. Per essere aggiornati, iscriviti al nostro canale Napoli Musica Official News.